per la puntualità. Allora, diamo inizio all'ultima sessione tecnica di questa intensa giornata di lavori che chiude il World Health Forum Veneto, prima edizione del World Health Forum Veneto. La sessione è dedicata a Big Data e Intelligenza Artificiale per l'integrazione dei dati in ottica One Health, tema che abbiamo seguito in parte nella prima parte della mattinata. Invito sul palco Cristina Darold, giornalista, che farà da moderatrice nella sessione. Grazie Cristina. La professoressa Antonia Ricci, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Facciamo un applauso di incoraggiamento. E Anna Teresa Palamara, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. E Giusy Condorelli, dirigente medico del Ministero della Salute. Una sessione tutta femminile. Come in maggior parte è femminile il sistema sanitario italiano, diciamocelo. Bene, la parola ai relatori di questa sessione. Buon lavoro a tutti. Grazie Barbara. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti anche da parte mia. Questa è una sessione, no, si discuteva anche con le altre relatrici, doveva esserci con noi anche Stefano Merler, che però non è potuto esserci per motivi personali, per cui appunto la sessione per questo è interamente femminile. Dicevo, si discuteva con le relatrici sul fatto che un paio d'anni fa probabilmente questo panel non ci sarebbe stato, non avremmo pensato, non avrebbero pensato di parlare di intelligenza artificiale in ottica One Health. Questo perché di intelligenza artificiale, oggi in questi giorni qui ne avete sentito parlare in più occasioni, ma se facciamo mente locale è un argomento di cui si parla non da molto tempo, direi da qualche mese in maniera così massiva. Anche se chiaramente i sistemi di intelligenza artificiale sono studiati e gli addetti ai lavori li conoscono da diverso tempo. Questo è un panel interessante perché appunto parliamo di intelligenza artificiale applicata, anzi all'interno, applicata non mi piace, all'interno di questo approccio One Health. Che cos'è questo approccio One Health? Io direi di iniziare anzitutto chiarendo i termini, no? le parole che si utilizzano. Quindi chiederei alla dottoressa Palamara di raccontarci che cos'è questa One Health, perché è un approccio di cosa, che ambiti include, di che cosa stiamo parlando. Prego, se vuole usare, poi io passo il mio, semmai poi. Sì, allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie alla dottoressa Ricci per avermi invitato qui e per aver anche promosso questo tema, e grazie anche all'eroico pubblico che ci ascolta. Allora, cosa significa avere un approccio One Health? Allora, diciamo innanzitutto che quando si parla di One Health non si parla di una disciplina, no? Ma si parla, come giustamente ha detto lei, di un approccio e si parla di un approccio integrato, no? Che è nato da una constatazione abbastanza banale, cioè dall'impatto di vari fattori sulla salute umana, dalla constatazione di questo impatto, a cominciare dall'alimentazione, a tutte le caratteristiche ambientali, le caratteristiche climatiche, eccetera, 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 ma che si è andato man mano ampliando per comprendere non solo l'impatto di tutte queste condizioni sulla salute umana, ma per valutare l'impatto circolare che ciascun elemento ha sugli altri, perché come si è detto benissimo nelle sessioni che ci hanno preceduto, anche gli uomini hanno un grande impatto sull'ambiente, sull'ambiente che li circonda, sul pianeta, eccetera, eccetera. E ovviamente questo è un tema amplissimo che quindi rischia a volte di non vedere nessuna, come dire, messa in opera a livello pratico, no?
e anche a livello un po' più concettuale a volte stenta ad avere proprio delle conseguenze. E quindi a mio parere è molto importante declinarlo in alcune tematiche fondamentali. Una, per esempio, è quella del mondo microbico. Come sappiamo, i microbi sono per loro natura One Health, perché circolano liberamente, no? tra tutte le specie, anche nell'ambiente, e hanno un ruolo importante anche nel veicolare caratteristiche diverse che prendono da ognuno di questi ambienti nei quali permangono, no? Quindi l'ottica One Health applicata all'ambito delle malattie infettive, di tutte le loro conseguenze e anche del modo di diagnosticarle e di curarle, è un approccio molto molto importante per poter tentare di affrontare queste problematiche nel modo giusto. Ecco. Faccio solo degli esempi, ora prima di dare magari la parola alle colleghe con cui ci sono anche strette interazioni su questo problema. Un esempio è quello delle malattie, dei virus per esempio che circolano liberamente tra gli animali e l'uomo, vedi influenza o vedi SARS-CoV-2 o altri virus che vengono trasmessi all'uomo dalle zanzare, no? O da altri vettori, oppure da microbi che vengono trasmessi attraverso gli alimenti. Quindi questi sono ambiti in cui l'approccio One Health diventa obbligatorio se vogliamo tentare di avere qualche strategia di successo. Grazie, no? La dottoressa ha citato alcuni esempi, no? Di appunto il tema della proliferazione dei batteri appunto tra specie, insomma dei patogeni in generale tra specie. Una cosa secondo me interessante su cui insistere è che non si tratta di un'idea, di una filosofia, ma è un framework, no? Quello potremmo chiamare framework Health, fa parte dell'operatività anche delle istituzioni, sia a livello nazionale, locale, nazionale e anche internazionale, no? Cioè, prego. Sì, sicuramente questo che dice è verissimo, tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito un segretariato che proprio per evitare i silos che potrebbero essere rappresentati dall'essere confinati in una particolare agenzia, è un segretariato che include per esempio la FAO, include l'agenzia che ha cambiato nome, WOAP, come si chiama? Animale, la vecchia OIE, scusate, io sono rimasta legata al nome vecchio, all'Agenzia delle Nazioni Unite per la prevenzione, per l'ambiente, quindi è un segretariato che include competenze che derivano da diverse agenzie. Ovviamente questo complica, no? Rischia di complicare a volte l'approccio, perché sappiamo che quando parliamo di approcci multidisciplinari è molto difficile far convogliare e far dialogare mentalità diverse, ma come abbiamo appreso dalla tavola rotonda di prima dello spazio, è molto importante l'approccio intersettoriale, perché abbiamo tutti imparato anche nell'approccio alla pandemia da SARS-CoV-2 che la salute umana ed animale non è solo una questione fisica, ma ha delle implicazioni poi sociali, economiche, eccetera, eccetera, eccetera. A livello nazionale si sta facendo anche moltissimo, perché l'Istituto Superiore di Sanità, diciamo, si muove di fatto con un approccio One Health, per esempio nel controllo delle malattie veicolate da vettori, no? Tipo le arbovirosi. E speriamo, il Ministero della Salute ha istituito una direzione generale che si chiama One Health, quindi speriamo anche noi in Italia di promuovere questo approccio nel modo più ampio possibile.
Diciamo che se ne parla molto, vedo anche nei programmi universitari, comincia a esserci questo concetto, no? Anche proprio nelle sinossi dei programmi. Questa è una cosa che fino a un po' di anni fa non c'era, no? Adesso questo. Quindi siamo in un momento molto fecondo anche, no? Per la ricerca scientifica in questo senso. E oltre a questo c'è anche un altro cambiamento di paradigma in atto. Io li vedo proprio come due piani che si stanno intersecando e noi siamo in un momento di intersezione anche molto delicato, no? L'altro è chiaramente l'intelligenza artificiale che citavamo prima. Per cui chiederei ad Antonia come connotiamo quest'altro piano? Cioè l'intelligenza artificiale è un tema vastissimo che coinvolge tutto il mondo della tecnologia in tutti i settori, no? Cosa c'entra con One Health? Magari proviamo a fare degli esempi, perché su queste cose secondo me è più semplice fare degli esempi piuttosto che dire, no, che cos'è questa intelligenza artificiale. Sì, domanda difficilissima, intanto buon pomeriggio a tutti, anch'io mi congratulo con chi è rimasto in sala e vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, tema complicato e non sarò io veterinario a parlare di intelligenza artificiale, non è ovviamente il mio campo, ma posso cercare di spiegarvi appunto un po' la risposta alla tua domanda, cosa c'entrano One Health e intelligenza artificiale? Allora, One Health per molti, devo dire, è uno slogan. La prima volta lo sentii dire da un medico, questa cosa, mi arrabbiai tantissimo e poi man mano negli anni ci ho pensato e ho pensato che aveva proprio ragione, nel senso che a volte adesso si usa, no? Va di moda e quindi come tutte le cose che vanno di moda poi vengono, no? Molto utilizzate, molto sponsorizzate, ma in realtà deve essere un modo di lavorare e permettetemi di dire che noi dell'Istituto Zooprofilattico, degli istituti zooprofilattici, ma di quello delle Venezie in particolare, questa cosa la facciamo da sempre, è proprio nel DNA degli istituti zooprofilattici che si occupano di salvaguardare la salute e il benessere degli animali, ma sempre con un'ottica di sanità pubblica, con l'ottica finale di tutelare la salute delle persone. E insomma, questo lavoro l'abbiamo fatto in modo silenzioso per decenni. Lo Zooprofilattico delle Venezie è stato fondato nel 29, quindi non è un'istituzione nata ieri. E insomma, la pandemia da Covid ha reso evidente a tutti come questo approccio è fondamentale per combattere assieme queste minacce che sono sempre più complicate e per affrontare i problemi complicati bisogna essere una squadra e le squadre che funzionano bene sono quelle in cui i giocatori hanno il proprio ruolo e lavorano assieme per raggiungere un obiettivo, no? Per cui ognuno con la propria professionalità e le proprie competenze. Allora, One Health significa mettere assieme dati e informazioni. Questo è quello di cui ci siamo sempre occupati e il progresso tecnologico, anche delle strumentazioni di laboratorio, fa sì che la mole di dati che noi dobbiamo utilizzare è sempre più grande, è ormai gigantesca. Pensate, dopo vi farò un esempio, a quanti dati escono dai sequenziatori, che sono queste macchine in cui si infila il virus ed esce la sequenza, no? L'abbiamo imparato con il Covid. Cosa vuol dire sequenziare un virus? Vuol dire analizzarlo da un punto di vista genetico per capirne le potenzialità, le mutazioni, cosa quel virus potrebbe fare. Noi oggi abbiamo degli strumenti di laboratorio super sofisticati che in pochissimo tempo generano una quantità di dati enorme e la nostra battaglia nei laboratori non è tanto avere persone che sanno far andare queste macchine, perché è vero, servono anche quelli, ma la difficoltà è soprattutto dotarsi di persone, i cosiddetti bioinformatici, che sono forse il lavoro del futuro, che sanno analizzare questi dati. Ma secondo me non c'è mente umana che può in poco tempo essere in grado di analizzare quantità di dati così ampia. Pensate alle sequenze che derivano da virus che si trovano nel mondo animale, nel mondo umano, nell'ambiente a livello globale. Esistono le banche date, G-SIDE è una di queste, dove sono raccolte tutte queste informazioni, ma è veramente una mole gigantesca. Ecco,
In questo, secondo me, l'intelligenza artificiale, con la potenza di calcolo e la capacità analitica che fornisce, può sicuramente semplificare il lavoro dell'uomo, non sostituirlo ma semplificarlo, renderlo ad esempio molto più veloce, quindi dei risultati che si potevano ottenere in 1 anno, 2 anni di analisi, oggi si possono ottenere in 1 settimana. Un esempio di applicazione di questo è proprio legato ai cosiddetti fenomeni di spillover, no? Lo spillover è quel fenomeno attraverso il quale un virus che si trova in un animale in un determinato momento non decide, ma fa il cosiddetto salto di specie, quindi passa a una specie diversa che potrebbe essere l'uomo. Questa cosa i virus lo fanno molto spesso, come abbiamo sentito dire stamattina, gli spillover sono moltissimi, quelli efficaci per fortuna sono molto pochi. Cosa vuol dire efficaci? Vuol dire che quel virus non è solo capace di infettare l'uomo, ma una volta infettato l'uomo sa trasmettersi da uomo a uomo e lo sa fare in modo efficace. E pensatene uno che l'ha fatto recentemente in modo magistrale. Allora, il nostro ruolo di veterinari è quello di sorvegliare il mondo animale per intercettare questi fenomeni e lo facciamo appunto innanzitutto sequenziando, andando a isolare i virus negli animali. Ovviamente noi sappiamo quali sono quelli che più probabilmente fanno questo giochino di passare all'uomo. Pensate ad esempio ai virus dell'influenza aviaria che insomma sono nei nostri allevamenti quasi quotidianamente. E innanzitutto quello che viene fatto è analizzare le sequenze e qui l'intelligenza artificiale è fondamentale perché vi dicevo in pochissimo tempo si possono analizzare moli di dati enormi e trovare quei segnali genetici che ci fanno pensare che quel virus potrebbe essere un candidato per fare il salto di specie, quindi ha le mutazioni che noi sappiamo essere quelle che gli conferiscono questa capacità. Ma questo non vuol dire che poi lo faccia davvero, no? Perché un conto è, anche per noi, il nostro codice genetico, e un conto è poi l'espressione del nostro DNA. E quindi tramite appunto il sequenziamento noi avremo dei segnali di allarme che poi dobbiamo testare in laboratorio e questo lo facciamo con una piattaforma che abbiamo messo a punto presso il nostro istituto che permette rapidamente, attraverso l'uso di colture cellulari ma poi di organoidi, e questa mattina nella sala a fianco a questo c'era il VIM e questo progetto noi lo facciamo in collaborazione col VIM, che ci fornisce questi organoidi, sono appunto dei piccoli organi che funzionano come per quello che ci interessa, come gli organi delle persone o degli animali, quindi un organoide può simulare perfettamente un cervello, un intestino, un apparato respiratorio e quindi noi possiamo testare il nostro virus che geneticamente aveva dei segnali di allarme e vedere se davvero fa quello che ci preoccupa. E questo riusciamo a farlo oggi nell'arco di 1 settimana, mentre era un lavoro che fino a qualche anno fa si faceva veramente in mesi di lavoro. E quindi questo permette di dare immediatamente il segnale alla sanità pubblica che c'è un pericolo reale per la salute pubblica e quindi mettere in atto tutte quelle misure di controllo e contrasto che insomma poi potrebbero evitare una nuova pandemia. Ecco, quindi grazie ad Antonia perché ha proprio sottolineato un punto di partenza fondamentale per capire che cos'è l'intelligenza artificiale e perché ci serve, perché noi siamo arrivati come umanità, diciamo, a produrre moltissimi dati. Però che cosa ce ne facciamo di questi dati se non sappiamo analizzarli, anche qualora li avessimo, perché tante volte poi come vedremo non è semplice averli i dati, perché magari talvolta abbiamo lo strumento e ci manca la benzina, no, per far andare il motore. Ecco, chiederei alla dottoressa Condorelli invece, noi abbiamo parlato appunto dal punto di vista dell'istituto profilattico, quindi veterinario, chiamiamolo così, o comunque ecco, non della salute direttamente umana se non a livello di impatto. Invece quali sono le frontiere attuali dell'intelligenza artificiale per la salute umana, diciamo così? Faccio una piccola premessa, parto dalla domanda
che hai fatto all'inizio, cosa c'entra l'intelligenza artificiale in One Health? Allora, visto che abbiamo chiarito che cos'è One Health, e quindi è l'interazione della salute dell'ambiente, la salute veterinaria e la salute umana, potremmo dire in linea teorica che l'intelligenza artificiale si applica in ognuna di queste 3 sfere. Qualche esempio ci è arrivato appunto parlando della sequenza genetica dei virus, e aggiungerei anche che c'è, proprio perché ci sono queste 3 macro aree, noi potremmo utilizzare, ripeto, in via teorica, perché sappiamo bene che non tutti sono così ottimisti, potremmo pensare di applicare l'intelligenza artificiale nell'ambiente, negli animali e nell'uomo. Nell'ambiente, e mi ricollego a quello che diceva Antonia, no? Noi potremmo identificare quali sono le aree a potenziale rischio spillover e quindi sviluppo di zoonosi. Come? Studiando l'ambiente, studiando gli indicatori ambientali, e quindi cominciando temperatura, umidità, i venti, non solo, ma studiando per esempio la popolazione. Sappiamo, oggi abbiamo visto che la gente, il cittadino, gli uomini migrano verso la città, quindi la densità della popolazione comincerà sempre di più ad aumentare. Quello è un fattore di rischio. I movimenti degli animali, i movimenti degli insetti, i movimenti degli uccelli, e questo possiamo farlo facilmente con l'intelligenza artificiale. Riusciamo a predire la meteorologia, perché non farlo anche in questo senso? Così come possiamo farlo anche studiando la salute animale. A me piace sempre parlare di una cosa che, insomma, io non sono un veterinario, però sono rimasta affascinata leggendo l'applicabilità della intelligenza artificiale, che normalmente viene vista per le diagnosi delle malattie nell'uomo, poterla applicare anche negli animali. Io per esempio ho sempre saputo che anche le malattie mentali possono essere diagnosticate con l'intelligenza artificiale, cioè un soggetto malato di depressione ha delle caratteristiche del viso, dell'eloquio, dei certi movimenti che possono essere, con una buona banca dati, possono essere già diagnosticate semplicemente con un colloquio. Non avrei mai pensato che questo possa essere fatto e applicato anche agli animali, ne avevamo parlato con le colleghe. Esistono per esempio il riconoscimento facciale che opera sugli animali, cioè sulle mucche, sui maiali, perché certi comportamenti, e quindi anche delle camere, no? In alcuni contesti, negli allevamenti, delle videocamere che analizzano come si comporta l'animale, mangia come ha sempre mangiato, c'è qualcosa di diverso. Ecco, questo per me è affascinante perché se io agisco sull'animale così come posso agire sull'uomo, devo dire che ho fatto sicuramente un passo avanti in termini di innovazione tecnologica. Ci sono i sensori, dei collari particolari per cui si può misurare la temperatura. L'animale non ce lo dice quando sta male, e quindi anche questo che è un passaggio di quella che può essere uno degli utilizzi dell'intelligenza artificiale nell'ambito del predire potenziali malattie. Quindi ci chiedono: ma possiamo predire una nuova pandemia? Questo appunto è un discorso molto più ampio, però sapere che abbiamo degli strumenti che prima non avevamo, dal mio punto di vista è estremamente ottimistico. Questo, diciamo, appunto, gli animali, ma ricordiamo che questo è un po' nella predizione. Pensiamo anche alla diagnosi precoce, cioè pensiamo a identificare le aree delle zoonosi, quali possono essere a rischio, le osserviamo. Ma quando già qualcosa è avvenuto, come faccio? Ecco, questa è la diagnosi tempestiva, affinché ci sia un'altrettanto tempestiva risposta. Ecco, si parlava anche di questo, cioè mettiamo che elementi abbiamo. L'intelligenza artificiale può intervenire anche nella diagnosi precoce, per esempio nella gestione delle cartelle cliniche, nei social media, ce l'eravamo detta, la possibilità, se io ho dei dati per cui su Google vengono googlate delle parole chiave, come curarsi dal raffreddore, e queste parole chiave vengono googlate più di 6 mesi fa, forse c'è qualcosa di diverso. Oppure nei social media, se qualcuno mette: oggi mi sento male, sto a casa perché ho mal di gola, forse potremmo anche elaborare tutti questi dati. Quindi sì, è promettente, questo è il nuovo che io personalmente vedo.
Ecco, c'è una parola che non è uscita finora nella discussione, un'espressione, sono 2 parole, machine learning. Ecco, perché forse, magari lo sapete tutti, no? Come funziona l'intelligenza artificiale, ma la dottoressa ha fatto degli esempi, diciamo, chiarificatori su questo, ma ci aggiungo una parola. Si può insegnare alla macchina, chiamiamola macchina, insomma, insegnare a riconoscere qualche cosa, cioè avere l'intelligenza artificiale è quella possibilità di intercettare quello che l'occhio, ossia il nostro cervello, le nostre capacità umane, che vogliono dire anche capacità di un team di 10 persone o di 100 persone, possono intercettare, cioè il sommerso, quello che non si vede. Ecco, questo appunto in questo senso anche la diagnosi precoce, la capacità di individuare. Io parlavo recentemente per un'intervista con un medico che lavora a Roma in un centro, loro utilizzano sistemi di intelligenza artificiale in pronto soccorso per l'identificazione di microfratture, per esempio, no? E notavano un numero enorme di casi che non sarebbero stati individuati perché veramente minori, chiaramente microfratture, cose che potevano peggiorare, no? Che potevano essere driver di qualcosa di peggio, ecco, specialmente quando turno di notte, a fine turno, perché siamo persone, ecco, quindi l'intelligenza artificiale, questo è importante chiarirlo, no? Che non stiamo parlando di un modo per sostituire l'essere umano, ma per potenziarne, no? la capacità anche per esempio nel mondo della drug discovery, no? In quell'ambito lì, non l'abbiamo citato, se vuole dire qualcosa anche su questo. Beh, certamente, questo nell'ambito della risposta. Chiaro che la medicina personalizzata gioca un ruolo, l'intelligenza artificiale nella medicina personalizzata gioca anche un ruolo in questo senso. Quindi quando si parla di risposta si parla di messa in campo di tutta una serie di azioni per cui è possibile che la risposta sia più rapida di come sarebbe stata senza l'intelligenza artificiale, quindi anche nel caso dei farmaci, dello sviluppo di nuovi farmaci. Sì. Prego, sì. Se posso aggiungere, proprio partendo da questo spunto, io sono convintissima che l'intelligenza artificiale venga in nostro soccorso per potenziare tutto ciò che magari l'occhio umano o l'intelligenza umana riesce a fare, ma con tempi più lunghi e anche con impiego di risorse più lunghe. Quindi che sia uno strumento importantissimo che ci consente di analizzare in tempi molto brevi milioni di dati. Il problema è che questo può essere utilizzato in maniera molto efficace per la drug discovery, ad esempio, come lei citava, solo per fare qualche esempio, nell'ambito dello screening di nuovi antibiotici, questo può servire perché l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per identificare dei nuovi target o dei nuovi siti su cui una potenziale molecola può intervenire. E questo può essere fatto per milioni di molecole in tempi molto brevi. È quello che in termine tecnico si chiama high throughput screening, no? E che quindi è un approccio che è sempre più utilizzato. Mi permetto però di suggerire qualche spunto per la riflessione. Oramai qualche anno fa, insomma, quando dopo la grande la grande scoperta della penicillina e quando è iniziato l'uso massivo anche della penicillina, che poi ha dato origine a tanti altri antibiotici che sono stati applicati in campo umano ed animale, c'è stato qualche collega che ha detto e ha scritto: signori, da oggi possiamo considerare conclusa l'epoca delle malattie infettive, perché abbiamo trovato il modo di sconfiggerle. Ecco, qualche anno dopo, anzi più di qualche anno dopo, insomma ormai chi come me ha superato il qualche annetto, no? In sanità,
c'è stata la grande epoca della scoperta del DNA e quindi del decifrare, no? Tutto il DNA, quindi milioni di dollari investiti nel sequenziamento del genoma umano, il grandissimo progetto del genoma umano, no? In cui tutti abbiamo creduto proprio profondamente, no? Cosa è successo? È successo che immediatamente dopo, qualche anno dopo, è venuta fuori quello di cui parlava prima Antonia, cioè l'epigenetica, cioè il fatto che non tutto è scritto su quel pezzo di genoma, ma ci sono tanti fattori che possono condizionare la sua espressione. Un'altra, butto lì delle considerazioni, poi lei le può raccogliere o meno. Altro fatto, il genoma del virus influenzale che ha causato la spagnola nel 18 è pressoché identico, no? In molte parti, al genoma del virus che ha circolato nel 2009, quando ci fu la famosa pandemia, la cosiddetta suina, vi ricordate? Per cui tutti avevamo una gran paura che fosse lo stesso, e poi invece quel virus, tutto sommato, ha fatto poco o nulla. E dice, perché parli di questo quando parliamo di intelligenza artificiale? Perché questi sono tutti esempi in cui l'analisi approfondita e tempestiva dei dati può dare un input fondamentale alla comprensione, alla ricerca, all'individuazione di soluzioni, ma bisogna sempre lasciare il campo aperto a qualcosa che può avvenire, come abbiamo visto nello spazio, a qualcosa che può avvenire e che può mutare, come dire, l'ordine dei fattori. Ecco, io su questo vorrei sentire, non so, adesso faccio io la giornalista, però mi piacerebbe, no, che ci confrontassimo anche su questo, cioè benissimo l'analisi di milioni di dati, fatta salva la qualità dei dati che andiamo ad analizzare, perché questo è un altro problema, non si può analizzare di tutto, però come poi assicurare il caso X che dipende da altrettanti fattori che non sempre si riesce ad analizzare così come vorremmo. Certo, no, questa è una questione centrale, no? È una domanda grandissima in generale della tecnologia, no? In generale appunto anche da 100 anni fa, cioè quanto la tecnologia ci aiuta a prevedere che cosa accadrà. No? Cioè uno si aspetta che la tecnologia, la scienza in generale prima e la tecnologia ci aiutino a prevedere il futuro in qualche modo, a darci delle chiavi per comprendere che cosa accadrà, ma quasi mai, come ci ha detto la dottoressa, facendo degli esempi, ma sono esempi anche in fisica, voglio dire, ci sono appunto esempi di questo tipo. L'errore, per esempio, l'imprevisto che ha fatto, invece hanno cambiato completamente le carte in tavola, ecco. Quindi sì, è assolutamente una questione centrale. In che fase siamo? Cioè in che momento siamo dell'intelligenza artificiale? Io direi alla sua infanzia in questo momento, chiaramente, no? Ecco, come si affronta l'infanzia dell'intelligenza artificiale? Alla fine poi la domanda è un po' questa. Ma altra domanda complessa, siamo sicuramente nella fase dell'entusiasmo, no? Come Anna Teresa ci ha citato vari momenti della storia in cui siamo stati entusiasti di aver trovato la soluzione e poi in realtà quella soluzione si è capito che non era la soluzione di tutti i mali, ma magari di un pezzettino di male. Io credo che la questione fondamentale sia poi quella che citavi tu prima del machine learning, cioè noi parliamo di dati che servono ad allenare le macchine, passatemi la banalizzazione, affinché imparino a trovare delle soluzioni che, come noi umani cerchiamo di fare, no? L'evidence based, cioè cercare di trovare delle risposte basate sull'evidenza. Questa è la base della medicina e della veterinaria moderna, quindi non basarsi solo anche sull'intuito, sulla competenza, sulla capacità anche del singolo operatore
che spesso è anche incredibilmente capace di fare il suo mestiere, ma cercare di anche standardizzare le risposte, garantendo che quella decisione è basata sulle evidenze. Questo nella scienza è fondamentale, non si può sparare a caso, permettetemi la semplificazione, ma soprattutto quando si ha a che fare con la salute delle persone, ma con qualsiasi attività umana, le decisioni e le scelte devono essere basate sull'evidenza. E allora, perché l'intelligenza artificiale ci aiuti in questo, noi dobbiamo allenarla facendole macinare e conoscere una quantità enorme di informazioni, che ovviamente devono essere buone informazioni. E questa secondo me è la questione cruciale, cioè laddove ci sono buone informazioni ci possiamo aspettare che l'intelligenza artificiale ci aiuti perché ha una capacità di calcolo che la mente umana non ha. Il giorno dell'inaugurazione di questo forum si diceva non dobbiamo parlare di intelligenza artificiale ma di intelligenza aumentata, no? Come la realtà aumentata, cioè è l'intelligenza umana che con l'intelligenza artificiale lavora meglio perché lavora più velocemente, con molti meno errori, come dicevi tu prima, cioè non nascondiamoci dietro al fatto che siamo bravi, creativi e capaci, sbagliamo, le persone sbagliano per 1000 motivi. Io ogni volta che vado in un aeroporto e guardo le persone che guardano, no? Lo scanner dei bagagli, non so se vi è mai capitato di osservarli, per un po' guardano lo schermo, poi passa una collega, un attimo girano la testa, no? Perché pensate, una persona che per ore e ore guarda, no? Delle immagini in un monitor, sono persone e quindi si possono distrarre, possono sbagliare, possono anche avere un colpo di sonno, capita a tutti. Ecco, in queste cose io credo che l'intelligenza artificiale ci possa aiutare molto, no? Perché non sbaglia se noi l'abbiamo allenata bene, cioè non ha quell'errore che ha l'umano. Pensate ai robot per la chirurgia, sono una cosa fantastica. Il robot Da Vinci che si usa per la chirurgia, qui a Padova ce n'è più di uno che viene utilizzato dalle persone, mica opera, no? Però il robot è in grado di correggere anche il minimo tremore delle mani che qualsiasi chirurgo ha, anche il migliore, la mano più ferma, insomma i chirurghi anche lì, se ne conoscete guardategli le mani, a me fa sempre impressione perché sono, no? Fermissime, però non sono realmente fermissime, no? Un minimo di tremore ce l'hanno anche loro e quindi il robot è in grado, allenato sulla mano di quel chirurgo, di correggere quel piccolo movimento. Quindi ci aiuta moltissimo, ripeto, se ha dei buoni dati sulle previsioni in cui i dati non ci sono, e il Covid è un esempio, no? Cioè potevamo prevedere il Covid? Vabbè, la risposta è ovvia, è no, perché sennò l'avremmo previsto, perché non c'è stato nessuno al mondo, cioè, voglio dire, anche stamattina ci hanno fatto vedere, no? Chi l'aveva detto arriverà, ma come noi oggi diciamo arriverà la prossima, sì, quando, come, cosa sarà, non lo sa nessuno, perché sono fenomeni nuovi, completamente nuovi, quindi anche qua l'intelligenza artificiale ci potrà aiutare ad orientarci, a ridurre il rumore di fondo e a focalizzarci sui dati più importanti, ma le previsioni si fanno quando c'è una base solida su cui fare le previsioni e quindi dove non riesce la mente umana non riuscirà probabilmente nemmeno l'intelligenza artificiale. Ecco, questo è un punto importante, no? Non tutte le domande hanno una risposta, prima di tutto, per cui non siamo in una fase storica ancora, chissà se ci saremo mai, chissà se va bene esserci, perché poi in realtà va bene forse che non ci sia, no? Cioè, è lo stimolo, no? per continuare a fare ricerca. Appunto non tutte le domande al momento possono averle, quindi anche avendo uno strumento, cioè lavorare solo sullo strumento e cercare i dati va bene, ma con le domande giuste, perché altrimenti la mole di dati da sola, no? Noi data journalist ci dicono non torturate i dati, no? Chiaramente in un altro settore, ma perché i dati possono dire quello che tu vuoi che dicano in qualche modo, no? Per cui bisogna ecco, avere chiare le domande. Io volevo fare una provocazione, un po' a tutte, ma insomma magari alla dottoressa Condorelli.
A me pare, sono stata recentemente a un congresso negli Stati Uniti, lo chiedo anche perché appunto la dottoressa lavora all'ambasciata italiana a Washington, quindi è un punto di osservazione interessante secondo me, no? Lavorato anche in Cina, in Italia, insomma, ecco, uno sguardo internazionale interessante. Sono stata recentemente a questo grande congresso di un ente privato, di un grande big company privata, sull'intelligenza artificiale. Era una settimana dove c'erano i big tech mondiali, in ambito sanitario poco, devo dire la verità, e si parlava di le frontiere, quindi c'era anche tutto il quantum computing, cioè la computabilità quantistica, no? Difficilissima da definire, non la definisco per evitare di sbagliare, ma insomma chiaramente in brevità potenze di calcolo enormi, tant'è che c'è una startup che ha messo in piedi un progetto con il University College London, insomma una cosa mi pare, insomma comunque una grande realtà britannica per studiare le malattie neurodegenerative, insomma con questa potenza di calcolo. Non ho capito benissimo perché è talmente complicato che l'ho sentito e mi aveva colpito, ma approfondirò magari. La provocazione è questa, a me pare da esterna che l'ambito sanitario arrivi sempre un po' a ruota nel rendersi conto di qual è la tecnologia. La tecnologia viene prodotta per altri settori, viene lanciata sul mercato, si utilizza e poi l'ambito di sanità pubblica, mi riferisco non tanto alle farmaceutiche, ma l'ambito di sanità pubblica arriva a cose fatte, insomma un po', e quindi ci si rende conto, magari no, ma nel mio parere, ecco, quindi non conduce i giochi, no? E questo fa sì che la tecnologia pensata per anche non so, intrattenimento, per un sacco di altri motivi, porti anche dei problemi, cioè si arriva a fare delle cose che però possono dare dei problemi anche dal punto di vista etico quando si applicano. Recentemente è stata, si è discusso a livello europeo una legge, insomma, per cercare di regolamentare l'uso di certi software per la privacy, legato alla libertà individuale di muoversi senza essere tracciati sempre, no? Questo è un esempio. Ecco, e mi piacerebbe anche il suo parere, se è vero, se ho ragione, se ho torto, qual è la differenza, se c'è, nel mondo statunitense, europeo. Sì, diciamo che appunto partendo dai dati e partendo dalle barriere d'accesso, cioè perché a volte abbiamo difficoltà, non solo perché non abbiamo i dati puliti, i dati di cui effettivamente avremmo bisogno, ma perché ci sono delle barriere di accesso a questi dati, perché come avevi citato, come hai detto tu, la privacy è uno di questi problemi etici. Abbiamo tutta una serie di problematiche a cui spesso non si pensa. Negli Stati Uniti le diseguaglianze sono molto sentite per ragioni storiche, per cui c'è molta attenzione al rischio che l'intelligenza artificiale, comunque tutta l'innovazione tecnologica, possa creare queste diseguaglianze sociali, possa creare delle discriminazioni. E proprio per questo, e qui mi aggancio subito alla domanda delle diversità, del diverso approccio, non c'è un regolamento. Voi penserete, ma come negli Stati Uniti non c'è una legge, non c'è un regolamento che disciplini l'uso dell'intelligenza artificiale. L'Europa lo ha fatto anche molto bene, lo ha fatto recentemente. Negli Stati Uniti ci sono tantissime iniziative, ma non c'è un ordine esecutivo fatto dal presidente Biden meno di un anno fa, che vale, diciamo, come suggerimento, ma non per il settore privato, non per il settore accademico. Prevalentemente sono consigli, indicazioni, linee guida. Certo, hanno investito tantissimo, abbiamo 18 centri di intelligenza artificiale, abbiamo un istituto dedicato all'intelligenza artificiale, ma non c'è una legge. E questa è la differenza netta che io vedo, che mentre in Europa abbiamo un approccio che viene dall'alto, non un approccio top down, quello che fanno invece negli Stati Uniti è lasciare molta più libertà al down, quindi è un approccio che bottom up. È un approccio che parte proprio dal privato, dal mondo accademico, dalla società civile. Ci sono tantissime iniziative. Il presidente Biden cosa ha fatto? Un giorno ha detto: chiamo tutte le aziende, le più grandi aziende di intelligenza artificiale, quindi mi riferisco a Amazon, OpenAI, Microsoft e via, IBM, ok.
Dice venite, li ha riuniti tutti a casa della vicepresidente e ha detto beh noi abbiamo un problema, qui abbiamo i cittadini che non si fidano, questa tecnologia è a rischio per la security e a rischio per la safety. Che facciamo? Queste aziende hanno alzato la mano e hanno detto bene, noi siamo disponibili, quindi senza regolamento, senza legge, siamo disponibili, e hanno fatto un voluntary commitment, quindi un impegno volontario, proprio così chiamato ufficialmente, e hanno aderito quasi tutte le grandi aziende. Ha detto ok, noi vogliamo garantire la sicurezza, la protezione e la fiducia nei confronti dell'intelligenza artificiale, e quindi hanno messo in campo tutta una serie di azioni in questo senso. Quindi diciamo c'è questa differenza che poi, ecco, anche al discorso etico, ci sono associazioni che tutelano l'etica e cercano di prevenire le discriminazioni. C'è un esempio che a me piace raccontare. Nel 2016 è nata una no profit ed è stata una giovane ricercatrice che lavorava su un progetto, lei è una ricercatrice in computer science, che a Chicago ha detto, beh, il progetto era di sviluppare un certo programma che riguardava il riconoscimento facciale, per l'appunto. Si è accorta, lei è una donna giovane del Ghana, quindi colore scuro della pelle, si è accorta che c'era questa forma di discriminazione, che un uomo bianco, nel caso di un uomo bianco il sistema commetteva un errore di circa l'1%, se dall'uomo passavamo alla donna salivamo al 3%, se dalla donna bianca passavamo all'uomo di colore l'errore era del 12%, alla donna di colore del 35%. Questa cosa molto interessante, quindi esiste il problema della discriminazione. Ha fondato questa no profit, questa studentessa, ovviamente ha presentato questo progetto alle Nazioni Unite, al World Economic Forum e non è l'unica perché attività di questo genere ci sono ogni giorno c'è la lotta per prevenire le discriminazioni, ci sono iniziative per tutelare la privacy. E c'è anche una cosa che a me affascina moltissimo, è l'impegno dell'individuo, quindi l'individuo che si riunisce in una no profit, ma anche il singolo individuo che decide di mettere a disposizione la propria expertise. Altro esempio mi piace condividere. Durante l'amministrazione Obama nel 2010 il presidente ha lanciato una piattaforma chiamata challenge.gov. Che cos'è? È appunto una piattaforma, un sistema per cui vengono bandite delle sfide. L'ultima, e per farvela un po' capire, l'istituto, il National Cancer Institute, che è il centro di riferimento nazionale per lo studio dei tumori, ha tantissimi dati e dice: io questi dati ho bisogno di lavorarli in un certo modo, ma non ho i data scientist adeguati, non ho l'expertise adeguata. Che faccio? Lancia questa sfida e a questa call può rispondere chiunque, possono rispondere le università, il singolo cittadino che sia competente. Ecco, il fatto che il problema stia diventando ormai un problema del cittadino, i così chiamati citizen scientist, no? I cittadini scienziati sono tanti negli Stati Uniti, e dico per quello che vedo ogni giorno, c'è proprio una partecipazione del bottom, ecco, della parte bassa, che credo sia, a mio avviso, affascinante e utile sicuramente. È interessante perché questo ricalca una differenza di approccio, diciamo, storico, no? Cioè tra gli Stati Uniti e l'Europa su tanti aspetti. Lei vede invece comunque cioè, secondo lei, o se ne sa qualcosa, io questo non lo so, non ho studiato, letto, se comunque stiamo andando anche negli Stati Uniti verso una regolamentazione top down oppure no? Io adesso non la vedo, e si giustificano con una cosa che non so se si può utilizzare, col fatto che responsabilizzando queste grandi aziende è sufficiente,
semplicemente è sufficiente responsabilizzarle e che c'è il timore che possa in qualche modo essere compromessa la ricerca scientifica. Io non so se è vero questo, sinceramente, però viene giustificato col fatto che noi la ricerca scientifica non la blocchiamo con le limitazioni che ci possono essere. Voi siete comunque responsabili perché siete delle grandi aziende e avete preso un impegno. E comunque ci sono organi di vigilanza, cioè ci sono comunque dei centri nati proprio in questo senso che danno anche consigli, cioè delle consulenze governative per le grandi aziende. Dice guarda, ci sono degli standard che vengono applicati e dice guarda, se hai dei problemi ti dico io come garantire la trasparenza. Ecco, la trasparenza è una cosa che hanno giurato, cioè, le aziende, noi vogliamo che il cittadino abbia fiducia e quindi noi saremo trasparenti in tutti i nostri percorsi. Chissà. Anche perché senza il dato del cittadino, chiaramente senza la benzina, difficilmente no, poi si può andare avanti. Non so se volevano, se anche le altre due relatrici volevano intervenire su questo, dire qualcosa. Ma io solo con una battuta che qualsiasi processo che implica un aumento delle conoscenze non può essere bloccato, no? E non deve essere bloccato, e questo vale per l'intelligenza artificiale come qualsiasi altro processo che porta ad un progresso scientifico. Ovviamente però tutti i processi vanno governati, okay? Quindi benissimo la responsabilizzazione delle aziende, ma ovviamente le aziende sono anche, come dire, molto interessate, no? All'utilizzo dei dati, e quindi penso che un approccio teso anche a governare senza bloccare il sistema, perlomeno per me, è preferibile. Comunque. No, io non posso che essere d'accordo, insomma, come sempre la via di mezzo probabilmente è quella più corretta. Io potevo solo, così mi faceva piacere, riagganciarmi al concetto di citizen science, perché è una forma di engagement dei cittadini che a me piace moltissimo, quello di insomma rendere le persone parte attiva anche nella ricerca, nella sanità pubblica, perché anche questo l'abbiamo sentito anche questa mattina, no? Non possiamo sempre aspettarci da altro e da altri la tutela della nostra salute, abbiamo la possibilità di partecipare. Faccio solo due esempi piccolissimi. Uno, in collaborazione con altri enti c'è un'app che si chiama Mosquito Alert, è una cosa molto semplice, chi vuole può scaricare questa app e segnalare la presenza di zanzare, quindi di punture o di zanzare nel proprio territorio, insomma geolocalizzando dove ha subito questo attacco. E questo poi è estremamente utile per fare la mappatura dei vettori e delle malattie trasmesse da vettori. Sono tutte informazioni che se noi dovessimo raccoglierle ex novo, ovviamente sarebbe un'attività estremamente costosa per la sanità pubblica e comunque inefficiente, perché non è che si può andare ovunque a controllare le zanzare, mentre per le persone è un piccolo impegno che però aiuta moltissimo la ricerca. Un'altra è un'attività che noi facciamo invece scannerizzando i social, questo anche tramite tecniche di intelligenza artificiale, un progetto a cui collaboriamo, si chiama Safeguard, che riguarda le malattie a trasmissione alimentare. Le malattie a trasmissione alimentare sono delle malattie soprattutto in Italia sottonotificate, proprio anche per un tipo di abitudine del cittadino italiano che difficilmente va dal medico a riportare una sintomatologia che per fortuna spesso è lieve, no? È una gastroenterite che magari dura 2 o 3 giorni e che spesso noi così concludiamo con un colpo di freddo, no? Il famoso o qualcosa di simile. Raramente, se non è grave, lo notifichiamo, andiamo dal medico, spesso nemmeno il medico, poi se anche ci andiamo si ricorda che lo deve notificare, quindi alla fine i dati sono molto lacunosi. Questo è un problema enorme del nostro paese che non apriamo qui oggi, ma la sottonotifica delle malattie ci rende molto meno efficaci poi nel prevenire
prevenire queste malattie. Allora quello che stiamo facendo è utilizzare i social, perché spesso invece chi va a mangiare da qualche parte e poi sta male, magari non lo dice al medico ma lo scrive su Facebook o su TripAdvisor, e quindi andando a vedere i social si riesce davvero a identificare dei focolai di malattia che se no sarebbero sottonotificati, non esisterebbero, e questo si fa ancora una volta con tecniche di intelligenza artificiale ed è estremamente utile perché ovviamente conoscendole poi si può agire e prevenire la diffusione di queste malattie che magari non sono gravissime ma sono molto fastidiose e comunque hanno un impatto importante sulla salute. Ecco, questo anche dal punto di vista della privacy, come perché penso che la domanda sia, ma allora io scrivo i fatti miei e voi utilizzate i fatti miei, come si interpreta questo elemento? No, ovviamente tutti i dati vengono raccolti in modo assolutamente anonimo, cioè a me non interessa se Antonia Ricci è andata nell'X ristorante e dopo ha scritto che è stata male, mi interessa che ci sono più persone che sono andate che in un'area geografica riportano la stessa sintomatologia, quindi i dati sono gestiti in modo assolutamente anonimizzato sia per quanto riguarda le persone che i luoghi dove hanno consumato i pasti, quindi nel totale rispetto della privacy, ma sono dati estremamente preziosi, a noi non interessa il nome e cognome, ci interessa il fenomeno. E poi appunto far mente locale sul fatto che quando condividiamo anche dati come questi, magari noi pensiamo semplicemente di fare un commento che non abbia, che si perda in qualche modo, invece in realtà stiamo contribuendo in qualche modo, senza che ce ne rendiamo conto, a qualcos'altro. Ecco, questo secondo me è interessante perché noi non ci rendiamo conto di quanto contribuiamo ma volontariamente, perché qui non si tratta non entrano in casa nostra a prenderci qualcosa, siamo noi che mettiamo fuori dalla nostra finestra un qualche cosa, no? Questo è importante perché cioè è l'inconsapevolezza nel dire, anche nel condividere, che invece può portare degli aspetti positivi. Ecco, che uno dice no, non voglio condividere, quindi non sto dicendo che bisogna condividere, questo è un discorso immenso e che ha diverse sfaccettature, però ecco, questo è un aspetto a cui secondo me tante persone non pensano, ecco, che invece può aiutare anche la sanità pubblica. No, c'è una ricchezza informativa là fuori, no? Nel mondo del web e dei social, pazzesca, e appunto senza andare a ledere la privacy di nessuno, perché a nessuno veramente interessa il dato del singolo, no? Però utilizzare delle tecniche, e qui lo può fare solo l'intelligenza artificiale, perché sennò noi dobbiamo prendere un esercito di persone che si mette a guardare i social, sarebbe ovviamente impossibile, che permette di cogliere questi segnali, no? E di utilizzarli appunto per mettere in atto poi delle misure di salute collettiva, quindi lo scopo è assolutamente positivo. Quindi ci sono, diciamo, i due fattori: la citizen science, che chiede alle persone di essere protagonisti nella scienza, nel fornire informazioni alla scienza, e questo è secondo me insomma, estremamente positivo e utile, oppure l'uso di tecniche di intelligenza artificiale per fare proprio lo scanning di cosa c'è nel web, per cercare delle scintille di fenomeni che noi vogliamo indagare. Sono insomma nuove frontiere, secondo me estremamente positive, fatte con la tutela ovviamente dei dati personali, penso che saranno molto utili. Bene, io vi ringrazio anche a tutti voi che siete intervenuti, questo dopo pranzo insomma, e di nuovo grazie agli organizzatori, grazie Barbara, e vi auguro una buona continuazione. Grazie a tutti, grazie Cristina. Di essere rimasti fino alla fine. Con questa sessione tutta al femminile interessantissima si chiude questa prima edizione del World Health Forum Veneto, e grazie a tutti per la partecipazione e l'attenzione fino all'ultimo. Buona serata, grazie.